Tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., l'impero romano è la più grande entità territoriale del mondo antico, esteso dalla Britannia al fiume Eufrate, dalle coste dell'Africa all'Atlantico, al Mar Nero. Unico limite che gli uomini allora percepiscono è quello tra il mondo di Roma e il mondo delle genti barbare. Reno e Danubio, con lo scorrere delle loro acque, segnano una barriera che allo stesso tempo è un varco. Confine orientale dell'Europa romana è in questo momento l'Illiria, che dall'attuale fascia costiera orientale dell'Adriatico si spinge all'interno fino alle grandi pianure dell'est. Da qui gli imperatori, già dalla metà del secondo secolo d.C., hanno ricacciato genti barbare. Quadi e Marcomanni. E poi ancora Vandali e i Carpi, scesi dalla Romania, e i più insistenti Goti. Genti mai del tutto soggiogate. Tra Pianura Padana e Balcani, tra le Giulie e il mare, dal 181 a.C. sorge Aquileia, colonia romana. Da 600 anni fortezza contrapposta alle Alpi a protezione dell'Italia. E ad Aquileia, attorno al 335, nasce Cromazio, che sarà il 10° vescovo sulla cattedra del martire Ermacora, fondatore della chiesa aquileiese che nel secolo che declina vive il suo apogeo. Splendida è Aquileia, che da capitale della 10ª Regio Augustea delle Venezia ed Istria è ora la città e l'emporio commerciale più importante dell'enorme provincia voluta da Diocleziano, che nel III secolo ha ridisegnato la suddivisione amministrativa dell'impero e qui aperto la zecca, che serve a coniare moneta destinata al pagamento delle truppe sul fronte danubiano. Aquileia, crocevia di traffici e commerci, di religioni e genti diverse che animano il suo imponente sistema portuale. Grandi palazzi, ville, magazzini e negozi, piazze monumentali e templi a cui, da poco, si sono aggiunti i primi edifici sacri voluti dai cristiani. Strategico il sistema stradale che la collega attraverso i passi delle Giulie alle valli della Drava e della Saba, oltre ai distretti minerari del Norico, e a oriente alla Dalmazia e all'Illirico. Qui, tra le mura di Aquileia, molti gli imperatori che in pace e in guerra hanno soggiornato, molti gli episodi che l'hanno vista contesa anche da usurpatori e pretendenti. Espugnare la città è una sfida, possederla garanzia di sicurezza. Da Aquileia un tempo hanno marciato le legioni alla conquista delle terre alpine e delle piane del Danubio. Ora, tra il III e il IV secolo, invece qui si fermano per fronteggiare le frequenti incursioni dei barbari. L'impero è sempre più debole. È il 378 d.C., quando lontano ad oriente, nella Dacia, oggi Moldavia, i Goti, sotto l'urto degli Unni, chiedono all'imperatore Valente, che gli concede, territori nuovi e più sicuri. L'operazione però diventa un disastro. Si scatena una ribellione che culmina il 9 agosto nello scontro di Adrianopoli, che si trasforma per i romani in una disastrosa sconfitta. È in modo inatteso e sconvolgente che ci si rende conto che i barbari non potranno più essere dominati. E la politica di Roma, benché non tutte le elite di potere siano d'accordo, dovrà da questo momento in poi cambiare sempre più in fretta. Se ne rende ben conto Teodosio, che con Graziano divide il potere imperiale e che sigla con i Goti una serie di accordi per cibo e terre in cambio della loro entrata praticamente in massa nell'esercito romano. È una vera svolta politica e culturale che si conferma nell'apertura che Teodosio ha anche sul piano dei rapporti personali con personaggi di rango delle tribù barbare. Tra tutti il vandalo Stilicone,
che diventerà il comandante supremo degli eserciti imperiali e che sposerà Serena, figlia adottiva di Teodosio, entrando nella famiglia imperiale. Molti, cosa impensabile fino a qualche decennio prima, sono ora i Goti che difendono i confini stessi dell'impero. Massiccia è, ad esempio, la loro presenza nelle truppe stanziate a Concordia, strategica retroguardia della più esposta Aquileia. E sempre più si rafforza in loro la consapevolezza dell'importanza che hanno raggiunto, a cui non è estraneo il peso della religione, che nel cristianesimo ariano ha unito le diverse tribù, evangelizzate dal vescovo Wulfila. Per i Goti, Wulfila traduce gli scritti del Nuovo Testamento ed è la prima versione in germanico della Sacra Scrittura. Essi saranno i primi che potranno recitare preghiere come il Padre Nostro nella loro lingua. Forti della loro fede, diventano doppiamente pericolosi. Prima perché barbari e perché ariani. E dopo Adrianopoli perché ariani e sempre più integrati nei meccanismi dello Stato. Dopo gli eserciti, i barbari entreranno nelle magistrature e negli stessi ambienti di corte. Tra i generali, i prefetti e i consoli, sempre più numerosi saranno quelli di stirpe non romana. In Aquileia ho trascorso la mia esistenza. Io, Cromazio, di stirpe ispanica, cittadino romano, cristiano per la grazia del battesimo in una chiesa dalle antiche e sante origini. Con mia madre, rimasta vedova, il fratello Eusebio, le mie sorelle e i miei cari amici, qui ho vissuto eventi tumultuosi sul finire di questo, il IV secolo, da che nacque il Cristo. Qui, durante tutta la mia vita, sono stato spettatore di scontri tra i potenti di Roma, imperatori legittimi e generali usurpatori, forti dei loro eserciti, dove sempre più numerosi sono i barbari. La fede in me, sempre più viva, mi spinse al sacerdozio e nel 369 diventai servo del Signore. Un anno dopo, insieme agli amici Rufino di Concordia, Girolamo, che veniva dalla Dalmazia, ed altri, condivisi l'esperienza di una vita di contemplazione nel solco delle comunità monastiche che vicino ai luoghi del Cristo, in Cristo, vivevano. La mia anima ne fu temprata. Il Signore, infatti, aveva in serbo per me e per Aquileia terribili prove. Anche per noi la sconfitta di Adrianopoli è stata solo l'inizio di anni sempre più difficili. Io, acclamato vescovo nel 388, li affrontai assieme al mio gregge. Alla morte di Teodosio, nel 395, il potere viene diviso fra i suoi due figli. In Occidente Onorio, in Oriente Arcadio. Entrambi sono giovanissimi e Onorio, per volontà del padre, è sotto la tutela del generale Stilicona. Nello stesso anno, le tribù gote riconoscono come loro re Alarico, che 2 anni dopo verrà nominato Magister Militum, ossia generale di Roma nell'Illirico. È un periodo complesso. Il solco fra Occidente ed Oriente si approfondisce. Infatti, la corte di Costantinopoli non ama la politica filobarbarica dell'altra metà dell'impero. Non ama eserciti dove sempre più massiccia è la presenza di barbari. Non ama generali come Stilicone, che si definisce romano pur essendo barbaro d'origine. Tra visioni e politiche contrapposte è Alarico a giocare più abilmente la partita. Astuto negoziatore, avido di terre per la sua gente, lo attira l'Italia. Ai suoi ordini l'intero popolo dei Goti, nel novembre del 401, senza incontrare resistenze, supera i valichi delle Giulie ed entra nella penisola attraverso il passo di Piro, attraverso le foreste dove il Frigido
il Vipacco di oggi, ha le sorgenti. Al Timavo avviene un primo scontro con le truppe di Stilicone che i Goti vincono facilmente. Grande è il terrore della popolazione. Diretto a Milano, Alarico non conquista Aquileia e prosegue nella sua marcia verso ovest. Stilicone lo sconfigge e lo respinge, ma le vittorie non sono decisive. I Goti, sfiorando nuovamente Aquileia, si ritirano fino ad Emona, l'attuale Lubiana. Tra la fine del 407 e l'inizio del 408, Alarico muove ancora il suo popolo verso l'Italia. Una paura mai scomparsa torna fra le mura di Aquileia. Quella paura che da anni aveva portato qui migliaia di profughi dall'Illirico. Quella paura che avrebbe spinto gli aquileiesi a trovare rifugio fra le isole della laguna di Grado portando in salvo gli arredi sacri delle chiese. Quella paura che già aveva trovato conforto nelle parole che Cromazio aveva pronunciato in un sermone di Pasqua. Questa è la notte in cui già furono colpiti i primogeniti degli egiziani e liberati i figli di Israele. Preghiamo allora il Signore e con tutta la nostra fede si degni Egli di tenerci lontani da ogni incursione di nemici e da ogni terrore di avversari. Ci protegga con la solita compassione. Respinga Egli le genti barbare. Per Cromazio saranno gli ultimi mesi di vita. La tradizione fissa la data della sua morte, probabilmente a Grado, al 2 dicembre del 407. Giorno in cui il calendario della Chiesa friulana ne ricorda ancora oggi la celebrazione nella liturgia. Cromazio non vedrà le nuove invasioni dei Goti, né saprà della notte del 24 agosto del 410, quando Alarico entra a Roma. 3 giorni sarebbe durato il saccheggio, che risparmia però i luoghi sacri. Cromazio non saprà che poco dopo aver lasciato la città, Alarico muore. Punto di contatto fra il mondo mediterraneo e l'Europa continentale, Aquileia nel IV secolo d.C. vive il suo periodo di massima grandezza politica. Ausonio, un poeta di corte, la definisce menibus et portu celeberrima, splendida per le sue mura e il porto. Snodo di traffici e di commerci, anche se l'insicurezza delle frontiere, soprattutto verso est, ha di fatto bloccato il traffico di ambra, di pietre preziose che faceva capo alle officine della città specializzate in questa produzione, Aquileia resta un crocevia cosmopolita di uomini e di idee. Molte sono le lingue che qui si sentono: il latino, il greco, il siriano e l'ebraico, le parlate del nord e del sud dell'impero. Si incontrano volti diversi per tratti e per colore della pelle, tutti uguali davanti alle leggi di Roma. Città dell'oro è detta Aquileia. Enormi fluiscono le ricchezze. Olio, grano, vino giungono qui a bordo di grandi navi onerarie cariche di anfore dall'Istria, dalla Spagna, dall'Africa, e marmi e pietre preziose dal vicino Oriente Mediterraneo, e poi bestiame e greggi, pellicce, ferro, argento, dal Norico e dall'Illirico, e bestie feroci per i giochi, che nonostante la disapprovazione dei cristiani sono ancora molto amati. Superba è l'immagine di Aquileia. Imponente è il forum, fulcro della vita amministrativa. Dentro l'ampia cinta delle mura tardo-antiche, da secoli si innalza il circo, dove si svolgono appassionanti gare di corse equestri.
il teatro, che offre spettacoli di prosa e mimi. L'anfiteatro, dove sempre più rari per il rispetto cristiano alla vita sono gli scontri tra i gladiatori. Le terme, costruite da Costantino, ricche di marmi e di arredi lussuosi che ancora accolgono gli aquileiesi. Sempre colmi sono gli immensi granai che sorgono a ridosso del porto. Vicino, sulle antiche aule di Teodoro, sorgono ora le basiliche cristiane. All'interno della città, già dimora di ricche famiglie aristocratiche come gli Eusebi, i Probi, i Canziani, da cui nacquero i 3 fratelli martiri della fede, e nel circondario, sempre più numerosi, stanno sorgendo edifici in cui i cristiani possono pregare. Fertili restano i campi, inghirlandati dai vigneti che di olmo in olmo rendono festanti le campagne con mandrie e greggi. E quanti carri carichi di botti partono diretti al nord col nostro buon vino. E quante le fattorie e le officine e le fucine per le ceramiche e i vetri. E verso grado i cantieri di navi e barche. Vicina è l'Istria, ricca di buona e bianca pietra e olio, e le pescose lagune fanno corona al mare. Qui tutto si compra e si vende. Anche le vite di tanti schiavi qui si commerciano. Metropoli cosmopolita è Aquileia. Qui senti parlare latino e greco e altre lingue del nord e del sud dell'impero. E tra i soldati sempre di più sono i Goti, Alemanni e Batavi ed Eruli. Numerosa è la colonia dei Giudei. Ne fanno parte uomini onorati, rabbini e conoscitori della legge di Mosè. Qui vive il romano con il celta, con il veneto, l'illirico, il greco, il siriano, l'egiziano, l'africano. La mia stessa famiglia è ispanica, ma tutti siamo aquileiesi. Una gran rete ha raccolto pesci diversi. I tempi sono questi, di grandi incontri. Mio fu il dovere di insegnare con saggi esempi, e facili furono le riflessioni che il lavoro della gente mi offriva quotidianamente. Parlai loro con il linguaggio della vita. Così come il fabbro, dissi, batte e tempra il ferro con la potenza della fiamma, gli apostoli furono resi incandescenti dal fuoco divino. E il profumo conservato nei balsamari, venduto ed acquistato con gioia, mi fece pensare a chi cristiano ancora non era ed alla fede, come il profumo versato e sparso diffonde la sua fragranza. E orafi vedevo a cesellare ed a prestar gioielli, ma la biblica Susanna non ordava il suo corpo con monili, non portava orecchini, né anelli, né perle. La sua anima era ricca di ogni ornamento di virtù. E quando i torchi spremevano uve, ecco, nella passione della croce, Cristo fu come spremuto dal legno del torchio, perché versasse per noi il suo sacro sangue. E di fronte a quanti smaniano davanti agli spettacoli dell'anfiteatro e del circo, io dico, ecco, il Signore come un arbitro o un allestitore di spettacoli di gladiatori propone un premio importante
a chi lotta spiritualmente. Gara non facile la nostra, ma se vinta riceviamo tante corone quante sono le vittorie riportate sui nostri vizi. Fin dall'epoca della sua fondazione, ad Aquileia giungono idee e credenze che si rifanno a molti culti e a molte religioni. Roma, austera società pastorale e guerriera, per secoli povera di miti, accoglie infatti fin dal secondo secolo a.C. nuove divinità, espressione dei diversi popoli con cui entra in contatto. Nel tempo, parte integrante della sfera del sacro diventano i culti misterici e grande spazio acquista la magia, dai rituali sempre più complessi. Ad Aquileia, come segno di potere, arriva la triade capitolina di Giove, Giunone e Minerva. E dai primi coloni, originari dell'Italia centrale, giunge il culto di Fortuna e di Giove bambino, dio degli oracoli. Con i contatti commerciali con l'Oriente si inizia a venerare la grande madre degli dei e attraverso le relazioni con l'Egitto si pregano Iside e Osiride, coppia divina, e Serapide, signore del tempo, e Anubi, guida dei morti. Non mancano le divinità indigene legate alle sorgenti e alle acque, come il dio Timavo, o al vento, come Borea, o ancora al sole, come Beleno, che ad Aquileia assume caratteristiche diverse, unito alla figura di Apollo. E accanto al sacello della buona dea, amica delle donne, quello di Mitra, dio iranico della luce. Portato ad Aquileia dai legionari di passaggio, attorno alla sua figura si forma un culto dai connotati misterici, con riti celebrati nell'oscurità di grotte naturali o ricreate a riprodurre quella dove il dio era nato. Religiosissimi sono sempre stati gli aquileiesi. Il giungere in questo porto di genti tanto disparate da tutto il Mediterraneo ha fatto sorgere templi e luoghi sacri. Quando secoli fa i barbari, Quadi e Marco Manni, impegnavano l'imperatore Marco Aurelio al Danubio, le legioni stavano morendo di sete. Il cielo era chiuso. Furono le preghiere dei legionari cristiani che impetrarono a Dio che la pioggia scendesse a ristorarli. Quella provvidenziale pioggia fu un fatto prodigioso e di quel prodigio qui in Aquileia resta un altare in lingua greca dedicato ad Ar-Nufis, sacerdote egiziano devoto ad Iside, al seguito dell'imperatore. Ma il vero Dio, lui e tanti altri come lui, non riconobbero. Il pagano vive come un asino nella fatica del tempo presente, un animale cieco, non conosce per niente Dio, non ha luce di fede. Fu il Dio vero che diede a Costantino la vittoria e lo rese imperatore attraverso il nome di Cristo. Non adorò mai più gli idoli falsi e nel 313, con l'editto di Milano, rese noi cristiani liberi dalle persecuzioni. La croce di Cristo è la salvezza del mondo e il trionfo della vittoria celeste. Teodosio ha fatto del cristianesimo la sola religione dell'impero. Era il 380. Da allora frequenti seguirono editti e decreti. A nessuno, è stato detto, dovrà essere concesso il diritto a compiere sacrifici. Nessuno dovrà girarsi per i templi. Nessuno renderà onore ai santuari. I governatori dovranno fare rispettare la legge. E le statue vengono tolte dai templi e ora adornano piazze ed edifici pubblici. Lo ordinò anche il nostro governatore Settimio Teodulo ed ora il foro è diventato anche il centro delle nostre memorie. In molte città sono stati distrutti templi e altari
Dentro le fondamenta del nostro battistero sono state gettate infrante le stele di antiche dee che fossero lì purificate. Rufino racconta che in Alessandria d'Egitto, questa fine, ha fatto il santuario di Serapide. Su quelle rovine sorge ora la chiesa di Giovanni il Battista. Le sue reliquie sono giunte anche da noi e da me accolte qui, insieme a quelle di altri apostoli. Ma fu la vittoria che Teodosio riportò sull'usurpatore Eugenio, cristiano traditore, appoggiato dai pagani, che fece tramontare gli dei falsi e bugiardi. Dio aiutò Teodosio al fiume Frigido. Prima spaventò gli avversari con un'eclissi di sole e poi li travolse con improvvise ed impetuose raffiche di bora. Tra i generali vincitori, Stilicone, di padre Vandalo. Ai suoi comandi, Alarico, giovane capo dei Goti. Tramontati sono ora gli dei falsi e bugiardi, anche se voci ad Aquileia dicono che dei seguaci di Mitra abbiano sepolto per proteggerla l'immagine del Dio. E vicino al Timavo, in quella buia caverna dove per secoli Mitra è stato adorato, alla fine verranno distrutti gli empi idoli. Il vero sole nascente, il 25 del mese di dicembre, non sarà più il Dio nato dalla roccia che con lo svolazzante corvo, il serpe, lo scorpione, sgozza il toro. Sarà invece il Cristo, vero figlio di Dio, nato dalla Vergine nella grotta di Betlemme. Da vescovo, Chromazio ripercorre i passi del suo predecessore, Valeriano, che in Aquileia aveva affrontato le questioni teologiche che ancora sconvolgevano le chiese d'Oriente e che si riverberavano sui territori dell'Illirico e dell'Italia settentrionale. Tali questioni riguardavano la natura del Cristo e contrapponevano coloro che avevano accolto il credo scritto dal Concilio di Nicea a quanti professavano ancora la dottrina di Ario. Ario, sacerdote egiziano, che attorno al 319 aveva sostenuto che il Cristo non era eterno come il Padre suo, perché dal Padre era stato creato. Un concilio presieduto da Valeriano e guidato da Ambrogio, aveva riunito ad Aquileia nel 381 più di 30 vescovi niceni a giudicare la posizione eretica di 3 religiosi. Chromazio lo aveva seguito come presbitero. Si presentò Ario in abito da pecora, scriverà poi, ma dentro era un lupo che ha seminato discordia e desolazione nel gregge di Cristo in molte chiese. Ancora oggi i suoi proseliti cercano di ingannare le pecorelle di Cristo, ma non possono restare camuffati. La stessa esperienza monastica, sull'esempio di quelle orientali, che Chromazio da giovane aveva vissuto, diventa un baluardo anche contro la posizione eretica degli ariani. Avete professato, dirà Girolamo, la divinità del Cristo e tramite vostro il veleno di Ario è stato espulso da tutta Aquileia. La questione, religiosa e politica insieme, si ritrova anche negli scritti di Ambrogio, vescovo di Milano, il quale fa notare come nell'Illirico le elite di potere romane ed ariane appoggino, anche se barbari, i Goti, proprio perché ariani anch'essi. Obiettivo diventa allora la ricerca della pace attraverso l'unità di tutte le chiese d'Occidente e d'Oriente, un'unica fede, una sola visione politica. Ambrogio ed io operiamo per uno stesso fine: riunire le comunità cristiane nell'unica retta fede, diffondendola per tutto il mondo conosciuto. Le due parti dell'impero si stanno allontanando sempre più, ma forti restano i legami tra la Chiesa di Aquileia e le sorelle d'Oriente. Pace io ho sempre cercato e, convinto della forza della verità e della fragilità dell'uomo, tentai di riportare armonia tra l'imperatore Arcadio e il vescovo di Costantinopoli, Giovanni Crisostomo,
ingiustamente condannato per la sua schiettezza e integrità. Ora egli è in esilio e sempre più lontane sono Roma e Costantinopoli, sempre più lontane sono la cultura e la lingua, il latino in Occidente, il greco in Oriente. Ormai da noi pochi conoscono e parlano il greco. Ho chiesto aiuto a Girolamo e Rufino, entrambi uomini di studio ed esperti traduttori. Da Betlemme, Girolamo, che da anni vive nella Santa Grotta, mi ha inviato la sua versione latina dei Sacri Scritti, dal greco e dall'ebraico, del Vecchio Testamento. E anche Rufino scrive per noi. La storia che egli tradusse giunse a confortare me e gli aquileiesi in momenti di pericolo e terrore. Quando Costantino ebbe dato a noi libertà di rendere culto a Dio, il mio predecessore Teodoro, dopo Ermacora, il quinto vescovo, eresse la prima e bella casa di preghiera per la comunità di Aquileia, sapientemente architettata in 2 aule, e generoso fu il gregge dei fedeli. Pareti smaglianti come di paradisiaco giardino accolgono chi entra e i mosaici del pavimento celebrano vividi la vittoria dopo i tempi di morte. Casa è di chi cerca la vita. Sulla soglia ritratti dei fedeli sono volti a chi entra. Il pastore, che per noi è il Cristo, ci guida. A questa casa vengono genti diverse, per lingua e paese, qui attratte ad ascoltare la buona novella. Dalla cattedra, posta ad oriente, verso la luce che nasce, per molti decenni gettò l'amo il mistico pescatore. L'esca è Giona, segno in cui il Cristo adombrò se stesso. Lui, la risurrezione oltre la morte. In aule, questa casa è stata sapientemente architettata e al centro c'è il battistero, mistico utero della vita, dove nascono di nuovo quanti, ascoltando, si convertono. Nelle sue acque sono immersi la veglia della Pasqua. Qui anch'io nacqui cristiano. Per questa nascita immortale è l'utero spirituale della Chiesa quello che concepisce e dà alla luce i figli a Dio. Rinati, essi passano nell'altra aula insieme ai fedeli. Che tu abbia vita in Dio è l'augurio, e s'accompagna alla lotta che il gallo, messaggero di luce, affronta e vince contro la tartaruga, animale delle tenebre. Cresceva il gregge dei fedeli in Aquileia e Fortunaziano, l'8° vescovo dopo Ermacora, sopra la prima casa innalzò un nuovo edificio degno d'accogliere l'imperatore e la sua corte. In fretta, accanto alla residenza del vescovo, sorse la grande basilica, bella e recintata. Fortunaziano qui concelebrò i sacri riti con Atanasio, vescovo di Alessandria d'Egitto, esiliato per la sua retta fede. Fortunaziano volle esagono il fonte del battesimo. Così era tradizione delle chiese d'Africa, perché da lì egli proveniva. Ora anche la seconda aula che costruì Teodoro è stata trasformata in basilica. Celebra l'architettura questa età nuova e Beseleel, gran costruttore di chiese, mi ha chiamato Rufino. Da vescovo fui io a dettare il progetto di un nuovo battistero, questa volta di fronte alla basilica.
è il battesimo, la porta che immette nell'assemblea dei santi. Secondo la schietta tradizione nostra, volli quadrato il battistero ed esagono il fonte, nel segno della passione salvifica del Cristo. La Pasqua è la passione di Cristo vittorioso sulla morte e nelle solenni feste pasquali noi diamo il battesimo ai catecumeni. Ci sono pagani e giudei che celebrano la solennità di questa notte, che è nostra, come se fosse loro. E se non per i riti del culto, almeno per la gioia delle loro anime. Ai catecumeni che in questa notte ricevono il battesimo, io dico: oggi il Signore lava i piedi ai servi che chiama alla grazia del battesimo. Noi laviamo i piedi del corpo. Egli lava i passi dell'anima. Da Milano e da Costantinopoli, capitali imperiali, da Aquileia e da Concordia, Teodosio emana gli editti che mettono fuori legge il paganesimo. In Aquileia non passerà molto tempo che proprio sui luoghi dove più radicata era stata l'antica religione, su quelle macerie, sorgeranno nuovi edifici, ad onore dei martiri testimoni di Cristo. L'area al di fuori della città, dove un tempo si adorava Beleno, è ora purificata dalla grande basilica a forma di croce che celebra la vittoria sui demoni. Oltre il porto, dove numerosi sono stati gli altari e i templi degli idoli d'Egitto ed Asia, sorgerà una basilica che i cristiani d'Oriente, con le loro offerte, faranno bella di mosaici. E forma di croce presso le mura avrà anche il santuario dedicato all'Evangelista Giovanni. Grande è la venerazione che gli aquileiesi hanno verso di lui. La nostra Chiesa, dirà Chromazio, ha meritato di possedere le sue reliquie. Accanto ai santi martiri, gli aquileiesi vogliono essere sepolti dormendo il sonno in attesa della resurrezione. Al nome dei defunti, oltre la morte, la pietà dei vivi volle unire i segni della fede. Anche nel villaggio dove i 3 nobili fratelli canziani vissero e morirono martiri in Cristo, anche lì io volli per loro edificare una degna memoria. Una teca d'argento, dono di nobili romani, ne raccoglie le venerate reliquie. Qui sono sepolti anche Chirisogono, antico vescovo, e Proto, che dei canziani fu maestro di fede. Qui giungono devoti i pellegrini a chiedere la loro intercessione. E lì, dove precipita per 9 bocche scrosciando in mare il Timavo, dove un tempo la religione antica venerava le acque salutari, sorge ora un sacello dedicato a Giovanni Battista. Qui, prima della battaglia al fiume Frigido, qui, prima di combattere contro i nemici suoi e della vera fede, dicono: abbia pregato l'imperatore Teodosio. Il sacco di Roma del 410 fu un evento cruciale che ebbe come un'onda d'urto ripercussioni su tutto il mondo di allora. Crollarono certezze e miti. In molti ebbero la sensazione che nulla più sarebbe stato come prima, che, come dice Girolamo, spenta Roma, luce del mondo, nella rovina di una sola città sarebbe perito tutto il genere umano. I pagani, profondamente feriti, già da tempo accusano i cristiani. Siete stati voi a far fuggire gli antichi dei, che dimenticati e abbandonati hanno smesso di proteggere noi romani. E il vostro Dio è debole. Forte fu invece la risposta di chi trova un segno di vita in un orizzonte di morte. Sono le parole di Agostino, vescovo della africana Ippona, che subito dopo il sacco dei Goti scrive il De Civitate Dei, la città di Dio, che offre un significato profondo a quei terribili eventi. L'impero romano sta crollando, ma questo è il segno di un nuovo inizio e non la fine. Esiste un disegno divino
spesso imperscrutabile, sempre provvidenziale, che alla storia dell'uomo offre il passaggio verso un destino celeste, verso la costruzione di una nuova civiltà, quella cristiana. Una visione che Chromazio aveva già intuito, interpretando il cammino dell'uomo sotto l'unico segno per lui possibile, quello di Giona, che prefigurando il Cristo offre a tutti la salvezza. Molti sono i segni che nella mia vita ho visto, molti i segni che il tempo ci ha dato. La diversità degli stati in questo mondo ha reso i popoli discordi, ma nel regno celeste e nell'unità della concordia tutte le genti obbediscono con pari fede a Dio, unico imperatore, e per fede formano la schiera di Cristo. È Giona il segno che unisce gli opposti e diventa il buon pastore che le sue pecore cura. Giona, accusato di essere causa di una terribile burrasca, che sacrifica se stesso per salvare gli altri sulla barca e viene gettato in mare. Per 3 giorni resta nel ventre di un pesce che l'ha inghiottito, ma egli, dal suo sepolcro d'acqua, simbolo di Cristo, torna alla vita. Dal cantico trionfale Cum Rex Gloriae. Quando Cristo, il Re della Gloria, entrò negli inferi e il coro degli angeli comandò che fossero sollevate al suo cospetto le porte dei principi, il popolo dei santi, che era tenuto prigioniero nella morte, con voce di lacrime già aveva alzato il grido: «Sei venuto, agognato, o tu, che aspettavamo nelle tenebre, affinché in questa notte, noi incatenati, tu traessi fuori dalle carceri». La mano tesa del Figlio di Dio si offre a tutti. E il segno di Giona diventa simbolo universale della salvezza. Io, dice il Signore, sarò con voi fino alla fine del tempo.